Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Siamo ancora qui e siamo pronti per iniziare come sempre una nuova puntata di Made in Polesine. Buongiorno, benvenuti, io sono Davide Stefanelli e Leandro Maggi. Buongiorno Leandro. Tutte le settimane te lo chiedo, come va? Come è andata la settimana? La settimana è sempre più intensa, ormai siamo già a regime perché sai, finite le ferie sembrava che le cose ci mettessero un po' di tempo a recuperare, invece siamo dentro fino al collo ai nostri lavoretti, ai nostri impegni però dai, insomma. ed è un bene. Cioè, però l'importante è avere qualcosa da fare. Primo, perché, insomma, ecco. È importante avere qualcosa da fare. Secondo, che questa cosa da fare ti dia un po' di reddito. E terzo, che stiamo in salute. L'ultimo settore, il discorso della salute, è un discorso che diciamo tutti noi vecchi. Noi vecchi, sì. L'importante è avere la salute. Sì, poi i giovani non hanno questo problema qua. No, vabbè, ancora detto no. Questo, o sbaglio? No, è vero, sacrosante parole. La prima volta, ma con la salute come va? Così, dai. Vabbè. Dai, allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine, come sempre su Radio Diva e anche su Made in Polesine Web TV. Adesso andiamo subito a leggere i nostri titoli che andiamo ad affrontare quest'oggi. Il primo, 417 anni e non sentirli. Però. Poi ancora, No Trivelle 2.0. Conte a Chioggia. Paraolimpiadi, lezioni di vita. E questo è vero, assolutamente sì. Poi nuovo comandante a Portoviro. Ecco, questi sono i titoli di oggi di Made in Polesine. Ci fermiamo, brevissima pausa e torniamo. Allora siamo pronti per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Primo argomento che andiamo ad affrontare, è molto interessante, anche un numero importante, 417 anni e non sentirli. Non stiamo parlando ovviamente di una persona fisica, ma del nostro taglio di Portoviro. Allora, 417 anni fa la Repubblica di Venezia, sulla storia ve la faccio in riassunto veloce, decide di cambiare il corso del Po. Perché? Perché praticamente la zona papalina, che era la zona di Ferrara, era in concorrenza con Venezia, e hanno deciso di insabbiare con questa opera idraulica straordinaria il porto di Goro. Questo qua è un pochino un bignami di quello che è successo. Fatto sta che da allora nasce il Delta moderno, da allora nascono i paesi di Taglio di Po, di Portoviro, di Portotolle, eccetera. Quindi per il nostro territorio una delle cose più importanti da ricordare. E giustamente i due comuni, Taglio di Po e Portoviro, l'hanno sempre ricordato fino a pochi anni fa. Ultimamente questo impegno è solamente del comune di Taglio di Po, che quest'anno lo fa anche in concomitanza con altri due comuni del nostro territorio che fanno parte dell'isola di Ariano, Corbola e Ariano nel Polesine. Che dire, è importante ricordare questa opera idraulica. Ricordiamo che è stata un'opera talmente gigantesca che ha cambiato veramente il corso della storia. Ricordiamo che tra l'altro la costa arrivava più o meno, c'erano paludi eccetera, come più o meno arrivava alle porte di Portoviro, alle porte di Taglio di Po, e si è allargata in 417 anni di circa 35 km. Quindi l'opera è stata gigantesca. Nel frattempo sono cresciuti i paesi e è un bacino con più o meno 80.000 persone. Ricordare questo è importante, e il comune di Taglio di Po lo ricorda in particolar modo nella settimana prossima, e sabato 18 ci sarà poi un incontro con lo storico ex deputato Diego Crivellari, che ci spiegherà un po' di cose, e sarà tutto collegato con un filmato interessante di Cecchi Paone. La domanda che faccio a Davide è questa: secondo te chi rappresenta la serata? Ma provo a buttarmi così. Per caso sei tu? Sì. Per caso sei? Sì. Guarda. Ma a me piace fare lo sborone. Un po' che roba. No, sì, anche perché, diciamo, il punto di riferimento del nostro delta, insomma, della nostra provincia, sei un po' tu, insomma. Ti voglio bene. Le interviste, quando c'è un'intervista succede un fatto, sia negativo che positivo. Arriva Leandro Maggi con la sua telecamera e anche col suo drone addirittura. Ecco, detto questo, che mi fa piacere questa incensata nei miei confronti, in ogni caso conoscere un pochino le origini del nostro territorio è importante. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa anche dell'importanza che aveva Adria, prima appunto del Taglio di Portoviro, ma addirittura 600 anni prima della nascita di Cristo era una delle città più importanti
non per caso ha dato il nome all'Adriatico, anche se qualcuno dice che non è vero, ma effettivamente Adriatico deriva da Adria. Quindi abitiamo in un territorio straordinario, molto spesso ce lo dimentichiamo, quindi ben vengano queste manifestazioni per ricordarlo. Taglio di Portoviro 417 anni fa, da allora nascono i nostri paesi, da allora nasce il Polesine e da allora siamo i più forti del mondo. Importante crederci, poi Importante alla fine, crederci. ecco, dai. Bene, allora abbiamo esaurito questo nostro primo argomento, brevissima pausa, torniamo tra poco. Siamo ritornati come sempre in diretta su Diva FM, vi ricordo come sempre la diretta il sabato tra le 13 il giovedì tra le 13 e le 14, poi in replica il sabato mattino tra le 11 e mezzogiorno. Adesso secondo titolo, Notrivelle 2.0. Allora, Notrivelle è una questione che avevamo già affrontato qualche tempo fa, adesso si ripropone. Si ripropone perché naturalmente ogni volta si fanno manifestazioni eccetera, ma a Roma probabilmente non gliene può interessare di meno. Fatto sta che c'è questo progetto di un'azienda danese che dovrebbe fare delle trivellazioni al largo del nostro delta, e giustamente è nato un comitato per bloccare questo. Lunedì c'è stato un incontro presso la sede del Parco Naturale del Delta del Po, qua a Portoviro, ed è stato molto interessante. Ricordiamo che il comitato è trasversale, perché sembrava, qualcuno citava questo comitato un comitato fondamentalmente di destra, sì. Però invece le persone che appartengono a questo comitato sono talmente trasversali, talmente anche al di sopra delle parti, che ci fa piacere ricordarli. C'è Enrico Bonafè, Renzo Marangon, Geremia Gennari, tra l'altro ex sindaco di Portoviro ma soprattutto ex presidente del parco, Luca Bellotti, Diego Crivellari e naturalmente il padrone di casa Moreno Gasparini, che oltre che essere presidente del parco è anche sindaco di Loreo. Sì. Che dire, Enrico Bonafè, che è stato il relatore, ci ha spiegato un pochino i danni che potrebbe creare questa ennesima estrazione. Geremia Gennari e Sandro Vidali, anche i loro relatori, giustamente hanno detto: guarda che mentre noi nel Veneto siamo altamente preoccupati, dall'altra sponda del parco, quella emiliana, non gliene può interessare di meno, visto che loro ne hanno già, fanno già reddito al largo delle coste ravennate, quindi sì. C'è sempre questo problema di non una sinergia tra i due parchi, anzi c'era un'accusa, un j'accuse di parte di Geremia Gennari e anche di Sandro Vidali, che molto spesso quello che decide il Veneto, se è favorevole all'Emilia lo approvano, altrimenti cercano di mettere il bastone tra le ruote, sempre facendo una sintesi. Tra l'altro era madrina della serata, che ringraziamo, anzi madrina di questo impegno, Katia Ricciarelli, che ricordiamo essere cittadina di nata a Rovigo, grandissima soprano, persona molto conosciuta, che naturalmente metterà a disposizione del comitato e di questo comitato Notrivelle, facendo conoscere il problema in tutte le sedi istituzionali, e si è impegnata anche a far presente questo anche a Sgarbi. Ricordiamo che Sgarbi, tra l'altro, è nato a Ro, paesino proprio sulla sponda destra del Po, e quindi conosce benissimo il problema, e diciamo che queste persone qua sicuramente potrebbero influire molto, essendo molto seguiti, avendo la possibilità di andare nei vari media internazionali eccetera, quindi ben venga. Speriamo di bloccare questo. Fatto sta che tra l'altro le trivelle l'ha concesso il ministro dell'ecologia, se non mi ricordo più come si chiama bene, sì. il suo ministero, e questo è un pugno in un occhio per chi crede appunto che le trivelle hanno già fatto danni, faranno danni ancora, nonostante la ditta che dovrebbe farle ha detto che adesso sono sicuro al 100%, percentissimo eccetera, ma però diceva uno che quando dicono è umanamente impossibile che possa succedere, virgola, per la legge di Murphy succede. Si poteva evitare, si dice, si poteva evitare una tragedia, va che bene, senza fare le Cassandre eccetera, sì, eccetera eccetera. Va bene, quindi Notrivelle, chi abita nel nostro territorio deve, secondo me, appoggiarlo al 100%, senza pensarci, senza fare divisioni di politiche destra, sinistra, centro eccetera. Dobbiamo appoggiare. Notrivelle no, stop, basta. Esatto, sì, perché se sei di destra o sinistra, se trivelliamo andiamo sotto tutti quanti. Sì, non c'è colore in questa situazione. Dai, brevissima pausa e torniamo.
Ma che bello, siamo pronti per continuare la puntata di oggi di Made in Polesine. Abbiamo iniziato il mese di settembre, quindi siamo praticamente nella fase finale anche dell'estate. Un po' siamo tristi, se vogliamo, perché finisce l'estate, ma però a livello, diciamo, di temperatura siamo molto felici perché si sta molto bene in questo periodo. Non c'entra niente con quello che andiamo ad affrontare adesso. Parliamo adesso allora di Conte a Chioggia. Quando sarà Conte a Chioggia? C'è già stato. Però faccio un piccolo inciso su quello che hai detto tu. Finita l'estate, finiti anche i skei. Giustamente in settembre bisogna ricominciare a lavorare per poi caricare per fare altre vacanze quando è possibile, se è possibile. Allora, Conte è stato martedì a Chioggia, ha appoggiato ricordiamo che Conte, ex presidente del Consiglio, è anche il segretario del Movimento 5 Stelle appena nominato, eccetera eccetera, quindi ha presentato il proponente sindaco Stecco a Chioggia. Perché ne parliamo? Perché Conte ha ancora un seguito di affetto, che io sono rimasto stupito. Effettivamente c'erano migliaia di persone che aspettavano arrivasse Conte a Chioggia, e quindi facciamo un discorso non politico, ma un discorso più di media. Quando un personaggio buca il video, come si dice, e nel caso di Conte rappresenta una persona seria, posata, al quale dare fiducia, eccetera, puoi veramente pretendere moltissimo di più rispetto a uno che, cioè, l'immagine purtroppo molto spesso è al di là dei contenuti. Non sto parlando che non ci siano contenuti su quanto dice Conte, però facendo un discorso veramente di mass mediologo, quando un personaggio come Conte diventa influencer, eccetera, il seguito e l'affetto continua, ed effettivamente ha un potere in mano importante, ha una marcia in più, ha una marcia rispetto a qualcun altro. Questo cos'è che comporta? Che però purtroppo molto spesso, e ripeto, non è il caso di Conte, però passano in secondo piano i contenuti. Quando dici guarda che bene parla quello là, e mi ricordo negli anni 60-70 qualche politico che era decisamente contro quello che pensavo io, però quando ti incantava con le parole rimanevi a bocca aperta e dicevi caspita che bene parla questo qua. E quindi siamo molto se poi alla fine esatto, magari non capivi niente, non capivi niente, non corrispondeva fondamentalmente a quello che pensavi tu. Quindi l'importanza dell'immagine e l'importanza di come si presenta uno supera purtroppo il vero contenuto di quello che dice, e questo secondo me è molto molto grave. Mi ricordo un episodio di Black Mirror è una serie su Netflix che era per un futuro prossimo, quindi fra 30-40 anni, ma al massimo 50 anni, dove la bravura di una persona si misurava in like. Noi ci stiamo arrivando tranquillamente, cioè più hai persone che ti seguono, più la tua importanza aumenta. Magari io ho sempre criticato per esempio Matano, che era diventato famoso perché faceva le scoregge in faccia alla gente e aveva qualche decina di milioni di persone che lo seguivano. Adesso c'è quel ragazzo nero di Torino, mi sembra, che fa i filmatini, allarga le braccia e c'ha quasi ha più seguiti lui sia della Ferragni che di Zuckerberg. Diventa un influencer, diventa una cosa. Quindi secondo me bisognerebbe superare questo concetto di influencer, altrimenti viene fatto tutto attraverso like, attraverso sondaggi, e il vero succo dei problemi, specialmente a livello politico, vengono abbandonati. Comunque diciamo che sui social proprio a livello globale, insomma, c'è molta superficialità, ecco. Cioè, sì, ma purtroppo, come dicevi tu, l'immagine è la cosa più importante, poi quello che la persona fa, dice o esprime passa in secondo piano. Però ecco, questo qua è diventato fondamentale l'immagine, mentre doveva essere fondamentale il contenuto, cosa che non succede. Il contrario. Comunque a veder Conte c'era veramente migliaia di persone, un grandissimo affetto, quindi probabilmente, ripeto, se ha la fortuna di avere oltre l'immagine anche i contenuti, chapeau. Ok, va bene. Abbiamo così esaurito anche questo nostro terzo argomento. Noi ci assentiamo, una brevissima pausa e torniamo per continuare Made in Polesine.
Siamo ritornati e siamo pronti per proseguire il nostro appuntamento di oggi. Adesso un altro argomento molto importante, veramente lo è, non solo perché lo trattiamo noi, perché lo è veramente. Parliamo di Paraolimpiadi, lezioni di vita. È stata veramente una lezione di vita quella che abbiamo visto tutti quanti. Partiamo dal presupposto che è stata un'estate straordinaria, campionati europei di calcio, le Olimpiadi con un sacco di medaglie. Era partito in secondo piano, secondo me, dal punto di vista dei media, la Paralimpiade. Invece la Paralimpiade a me ha emozionato, purtroppo sicuramente tolti i riflettori ci si dimenticherà purtroppo di queste persone che hanno partecipato alle Paralimpiadi. Io leggo una frase che ha detto la ragazza che è arrivata o seconda o terza nei 100 metri. Alle Olimpiadi si creano eroi, alle Paralimpiadi vanno gli eroi. E questa è una grande verità, perché effettivamente abbiamo visto cose che noi umani non possiamo neanche capire. Forse l'ho detto anche la volta scorsa, c'era questo giocatore di ping pong che giocava con i piedi, tirava la pallina, anzi giocava con la bocca e tirava la pallina con i piedi, non avendo le braccia. C'era sì. quel nuotatore senza braccia che ha vinto 4 ori, quindi persone straordinarie. Io ho avuto il piacere di intervistare 4 anni fa quel campione che ha vinto 3 medaglie d'oro di Padova, del padovano, e effettivamente aveva una forza d'animo, una forza di vivere, era in carrozzina, non muoveva le gambe, aveva un braccio solo, eccetera eccetera. Quindi sono persone che superano il loro handicap con una forza di volontà, con una resilienza, come si dice, che può essere solamente un grande esempio per noi normodotati. L'importante è che però non finiscano questi nostri buoni propositi finiti i riflettori di quanto succede per esempio nelle Paralimpiadi o in altri campi. Ricordiamo che tante cose devono essere fatte, c'è ancora le barriere architettoniche che non sono in tutti i paesi, non sono in tutti i comuni, tante ferrovie, tante stazioni ferroviarie ancora non hanno né le rampe né negli ascensori, nei comuni ancora si fa fatica ad entrare. Ho fatto un'intervista poco tempo fa a Rosolina stessa, effettivamente la rampa per entrare al municipio, oltre che non essere dentro, è davanti e dietro il municipio, tra l'altro è di difficile accessibilità a chi porta a chi è in carrozzina. Quindi se le Paralimpiadi servono per dimostrare che questi sono veramente grandi eroi, dobbiamo poi fare anche un punto di riferimento per diventare il nostro paese altamente civile e portare e permettere a queste persone di avere gli stessi diritti e le stesse agevolazioni che abbiamo noi normodotati. Esatto, in ogni caso ci avete emozionati e vi ringrazio di cuore. Veramente complimenti e chapeau. Allora dai, ci sentiamo tra pochissimo. Allora un'altra brevissima pausa per l'ultimo argomento di oggi. Eccolo qua, l'ultimo argomento di oggi, non per questo lo dico sempre meno importante, parliamo di Portoviro e il suo nuovo comandante, in questo caso comandante della polizia municipale. Ecco. Allora, sappiamo che Mario Mantovan dopo 40 anni va in pensione, è stato un grande comandante, l'hanno celebrato in una serata il vice sindaco qua a Portoviro ed è arrivato il nuovo comandante che è Maurizio Finessi. Ne parliamo perché innanzitutto stimiamo Finessi essendo ancora comandante a Taglio di Po e quindi c'è questa convenzione tra Portoviro e Taglio di Po. Ne parliamo perché secondo me è un fatto abbastanza anomalo e che secondo me non premierà ma metterà in difficoltà tutti e due i paesi. Dividere un comandante della polizia municipale con tutto quello che deve controllare, vedere e sovraintendere, non solamente il servizio stradale ma gli abusi edilizi, le residenze, cioè 1 miliardo di cose un comandante da controllare, dividerlo con un altro comune e dargli la possibilità di gestire 18 ore da una parte e 18 ore dall'altra, per me sono molto poco. Tra l'altro verrà diviso anche l'organico sarà nella convenzione conglobato e unito tra Taglio di Po e Portoviro, quindi ci saranno effettivamente 5 vigili, però 5 vigili dovranno sovrintendere 14.000 più 8.000, 24.000 persone con un unico comandante.
con un po' che ci divide e con altre e con esigenze molto diverse, anche tra l'altro per il volume di persone e di cose da gestire. Che dire, secondo me non è una gran cosa. Gliel'ho detto al vice sindaco, a Mancin, ha detto che purtroppo bisogna ottimizzare i costi, però con questa storia di ottimizzare i costi effettivamente non ne veniamo fuori, perché ogni volta bisogna ottimizzare i costi per questo, ottimizzare i costi per l'altro, e poi dopo invece i servizi che vengono dati alla cittadinanza secondo me vengono meno. Senza nulla togliere alla bravura di Maurizio Finessi, abbiamo avuto il piacere, io sono di Taglio di Po, che salutiamo di perché averlo conosciuto. È un nostro amico tra l'altro anche. Sì, ma poi perlomeno per il suo comando a Taglio di Po è stato ineccepibile, complimenti veramente per tutto quello che ha fatto. Speriamo che riesca a gestire tutti i 2 comuni, ma secondo me dividere un comandante per 2 comuni in questo sistema 18 ore sono poche per quello che deve fare, per quello che deve sovraintendere e per quello che deve controllare. Anche perché Taglio di Po e Portoviro insomma sono due comuni abbastanza importanti, insomma, esatto, ecco, ma sono due realtà anche a livello numerico, ma anche diverse poi tra l'altro, diverse, quindi certo. Ci sono esigenze diverse, numeri diversi, eccetera. Ma comunque auguri a Maurizio Finessi. Vedremo un po' come andrà questa situazione. Dai, allora ci sentiamo tra pochissimo per i saluti finali. Siamo così rientrati solamente per pochissimo, solamente per salutarci e per darci l'appuntamento la prossima settimana. Comunque so che Leandro Maggi comunque voleva ricordarvi una cosa abbastanza importante. No, l'abbiamo detto in uno dei post, sabato 18 ci sarà questa serata a Taglio di Po, secondo me molto interessante. Vedremo la nascita del nostro territorio, del nostro delta, spiegato da Cecchi Paone, da Diego Crivellari e anche dal sottoscritto. Quindi se vi capita di venire a Taglio di Po, tra l'altro c'è una torta per tutti quelli che parteciperanno alla serata, di buon augurio per il nostro delta e per il nostro territorio. Questa è una cosa importante, vedete che un po' di gente allora la torta forse più importante di Cecchi Paone, di Maggi e di Crivellari. Arriverà un po' di gente senz'altro. Vabbè, quindi siete invitati, a parte gli scherzi, insomma un appuntamento da non mancare, dai. Allora dai, ci sentiamo la prossima settimana come sempre su Radio Diva e Medi Polesine Web TV. Da parte mia Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio come sempre di un buon fine settimana. Il nostro countdown 3, 2, 1 Chapeau, ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.